primi 500 metri ha una pendenza media del 18%. I ragazzi fanno acqua. Quarta tappa, Cervignano-Bruniera, 167 km, 700 di dislivello, doppio circuito finale Caneva, che andiamo a provare adesso. C'è silenzio in gruppo. Ho iniziato a registrare. Quindi con te la salita? Appena imboccata la salita per il castello di Caneva, 3 km e 3, 191 metri di dislivello. Primo tratto all'8%, poi c'è un tratto in cui spiana leggermente per poi riprendere sempre all'8%. Todo, bocca chiusa? Castello di Caneva, 2,5 km, 3 km in tutto, compreso il risciacquo in centro, ma tutto tranne che facile. Adesso i ragazzi stanno salendo, li aspettiamo qua allo scollino. Qua, fra l'altro, è dove mi hanno fatto anche una foto decente quando ho scollinato Caneva, appunto, alla Gran Fondo Templari. Peccato aver perso immediatamente il gruppo. Pauroso, ma gli hai dato 1 chilometro. Pazzesco. Attenzione, il velocista. Da qua discesa e si vola all'arrivo. Mica mi ha passato il turchetto. Al triplo, ruota, vecchio. 10 metri abbiamo fatto. Ma scendiamo da Serone quindi? Da qua. Da quella dritta o quella giù a destra? No, quella La dritta. gara. Quella dritta. Riportiamo i ragazzi all'arrivo, andiamo a Bruniera, lì ci sarà l'ultimo circuito finale che a 5 km, si fa 2 volte il circuito finale a Bruniera, 2 volte. Oh, come cazzo si sta bene qua dietro? Non siamo a 40 però. Chi ha vinto la volata?
chilometro, tornate indietro, abbiamo finito. 1 chilometro, tornate indietro, abbiamo finito. Questa è la fine della quarta tappa, quindi la fine delle giornate di Recon del Giro FVG. Dal 3 al 6 settembre tappe appunto in tutta la regione, abbiamo fatto un pezzo di Recon, un po' di Recon in questi giorni. Spero di riuscire a venire a vedere la corsa e in caso, se ci sarete, ci vediamo lì. Fatemi sapere se vi è piaciuto questo video con Recon e ci vediamo al prossimo. Ciao!